27/12/2016, Radio Onde Corte. Oggi presentiamo una persona che riteniamo importante nell'analisi e nell'interlocuzione dell'arte contemporanea. Domenico Di Caterino, pittore, scultore, docente di discipline scultoree, portavoce di diversi movimenti artistici in Italia dove la figura dell'artista viene anteposta, in primo, alle regole e alle attrattive del mercato dell'arte. Domenico Di Caterino è anche scrittore di diversi saggi sull'arte contemporanea. Nato a Napoli nel 1973, oggi attivo nella costruzione di dinamiche artistiche nel territorio sardo e per gli amici è chiamato Mimo. Domenico, una prima domanda. In quale delle tante attività artistiche che svolgi e che hai svolto ti ritrovi più particolarmente? Qual è la disciplina che ritieni più vicina a te in questo momento? Insomma, non è proprio una domanda facilissima questa. Non penso sia il tempo dell'artista che sceglie un linguaggio o antepone un linguaggio ad un altro. Insomma, viviamo in un mondo fatto di comunicazione così a 360 gradi, così interconnesso, così smartphone al punto da ridurre noi stessi ad essere media dello smartphone, che insomma dichiarare o anteporre un linguaggio ad un altro mi sembra una forzatura. Per questioni mie personali, di arte terapia personale, antepongo, se proprio dovessi scegliere un linguaggio ad un altro, quello pittorico, perché il gesto, il segno quotidiano ripetuto mi fa stare bene. Nel senso, è l'area meno progettata dei miei processi del fare arte, quella più istintiva. Cosa vuoi comunicare con i tuoi libri e le tue opere? Cosa voglio comunicare? Una identità, e penso che sia quello che fanno tutti quelli che si occupano di arte, di linguaggio e di comunicazione. Si narra principalmente se stessi, è il proprio punto di vista, il proprio modo di stare al mondo e di guardare il mondo, ed è sempre un fatto culturale della memoria, quindi si resiste, cioè faccio sì che la mia memoria resista anche a me stesso, perché la colonizzazione dei linguaggi, delle culture è qualcosa di così pesante, di così forte, il mercato è qualcosa di così invasivo che insomma faccio sì di non perdermi, cioè, di non perdere il mio linguaggio, la mia memoria, la mia cultura, il perché faccio le cose, in un mondo che diventa sempre un po' più piatto. Domenico, hai potuto interagire con importanti riviste artistiche da cui in passato ti sei sempre distaccato per una ricerca, per una necessità di un approccio più vero e sano nel territorio dell'arte contemporanea. Denunci fortemente la realtà del come viene approcciata e gestita l'arte contemporanea da istituzioni, associazioni e persone che lavorano con l'arte e che per l'arte ricercano prevalentemente un fine solo di lucro, dove si antepone ogni valore profondo e bellezza dell'arte stessa con un fattore prevalentemente legato al denaro. Così sembra di capire che il tuo pensiero si esprime fortemente contro questa dinamica. Come consiglieresti di agire per riportare l'arte al vero concetto di patrimonio, risorsa, bene indiscusso dell'uomo contemporaneo? E insomma, come, l'idea di base che mi ha mosso e che mi muove e che ha fatto sì anche che io abbia potuto collaborare con autorevoli testate d'arte o che passano come autorevoli testate d'arte, come Flash Art, era proprio questa, quella di anteporre i processi dell'arte all'idea dell'arte come prodotto. Come si possa oggi fare questo è una questione apertissima. Per me è già successo, è già sta succedendo. Nel senso, viviamo in un mondo dove il linguaggio dell'arte è già condiviso e nasce condiviso, sempre per una questione di percorsi dell'economia che subiamo, nel senso, rispetto al secolo scorso, dove poteva essere più plausibile che un artista creasse una cosa unica e irripetibile. Oggi in qualche modo è proprio l'impostazione di chi nasce in questo secolo che è diverso.
Il pensiero nasce già condiviso, la fotografia non è più qualcosa che termina in un album di famiglia, ma è qualcosa che nasce per essere pubblicata via social, per essere condivisa. È lo stesso social che ti ricorda la tua memoria e non sei tu che vai a sfogliare l'album delle memorie per ricordarti quello che succedeva. Quindi forse stiamo già vivendo questa cosa e quindi si sta già spostando l'idea di quello che era mercato verso un altro mercato e che quest'altro mercato possibile non è ancora definito. Quindi bisogna ragionarci, bisogna interloquire, dialogare, rappresentarlo, leggerlo. Tu sei un artista discusso e talvolta criticato. Qual è il motivo? Qual è il motivo? Uno dei motivi principali è che ho sempre un pochino rifiutato l'idea del delegare il mio lavoro e il mio punto di vista ad altre persone. Mi ha sempre molto disturbato l'idea che del mio lavoro dovesse parlarne un'altra persona alla quale io dovevo raccontare il mio lavoro, nel senso non riuscirò mai a capire fino in fondo a cosa servono realmente i critici se uno è già critico verso se stesso, gli storici se uno è già in grado di autodeterminare il suo percorso storico e il perché qui e ora e lavora in questa maniera. E quindi le gallerie, per esempio, non riesco veramente a capire a che cosa servano oggi. Oggi men che mai, dal momento che io posso liberamente relazionarmi a chi può essere interessato al mio lavoro e quindi proporlo in maniera diretta. Ho sempre rifiutato il meccanismo delle intermediazioni. Secondo me le troppe intermediazioni creano troppo controllo e il troppo controllo mi infastidisce. Cioè preferisco autocontrollarmi. Domenico, puoi raccontarci, se vuoi, una tua vicenda in cui hai potuto constatare di come l'arte viene anteposta al bene comune per inserirsi in discorsi volti al solo fine di lucro? Se ti facciamo questa domanda. Ne avrei più di uno, però temo sempre di essere poi diffidato, di creare effetti collaterali quando mi fanno domande del genere. E quindi racconto il fatto più noto, quello proprio più risaputo, che è stato il mio essere assunto da Flash Art, che è la rivista d'arte contemporanea più importante d'Europa, che insomma indirizza anche certe tipologie di mercato, ed ero stato assunto proprio perché interessava a chi mi aveva assunto far passare l'idea che questa rivista fosse democratica, realmente culturale, realmente di ricerca, disinteressata. Allora a quel punto io in quest'ottica ho raccontato tutto quello che vedevo. È tutto un sistema che era molto lontano dal leggere l'arte come processo rispetto a leggerla come prodotto. E ovviamente nel giro di un anno sono stato licenziato da questa testata d'arte, diffidato e allontanato. Però mi ha fatto piacere, ce l'ho anche tatuato addosso il logo di questa testata d'arte, Flash Art, così posso continuare a raccontare la storia in eterno, cioè posso dire di aver lavorato per questa autorevole rivista e che questa autorevole rivista mi ha diffidato e posso anche raccontare il perché, a suo modo è stata un'esperienza sublime. Lasci le tue opere in giro per le città. Perché? Innanzitutto perché non le vuole comprare nessuno, giusto per... Poi perché non mi piace l'idea del venderle o di proporle con un prezzo di mercato. E tre, perché è bella l'idea che possano resistere da sole al giudizio dell'altro. Al di là di pregiudizi, di sovrastrutture culturali, è bella, ho sempre trovato poetica l'idea di abbandonare qualcosa e ritrovarla poi a distanza di anni, di tempo, nelle mani di altre persone che l'hanno compresa, senza nessun tipo di filtro. Penso sia più giusto e più rispettoso dell'origine del linguaggio dell'arte questo tipo di approccio, nel senso quanto valga lo stabilisci tu, ma quasi per caso, non te lo dico io. Vuoi lasciare anche un segno? Se il segno resta, resta il segno. Cioè se qualcuno preleva il mio lavoro, lo comprende, lo capisce, diventa ricerca comune e dialettica, il segno resta. Se invece il lavoro viene ignorato, il segno non resta. Cioè l'arte forse è un po' anche una questione di selezione naturale.
Allora, possiamo raccontare di Domenico Di Caterino come una persona che difficilmente si può trovare, avendo una grande passione e una riverenza per l'arte, dove la proietta e la condivide anche nel suo lavoro di docente, mettendosi in relazione con i giovani in maniera sincera, utopica e utile alla loro crescita artistica e di vita. Perché la tua automobile diventa un'esposizione mobile d'arte? Allora, perché è diventata? Innanzitutto perché passo gran parte delle mie giornate in automobile da pendolare. Con mia moglie, che anche lei è un'artista, ci spostiamo ogni mattina per andare a lavorare al liceo. Le possibilità nel sud della Sardegna di essere a contatto con i processi dell'arte contemporanea sono ristrette, al che ci siamo detti, ma perché non fare proprio della nostra automobile una galleria privata? Chiedendo ad artisti, nostri amici, di inviarci i loro lavori e far sì che questi lavori ci accompagnino durante i nostri tragitti e percorsi quotidiani. Quindi piuttosto che andare noi al museo o nella galleria privata, il nostro spazio privato diventa la nostra galleria, con i nostri amici artisti che ci inviano i loro lavori. Quindi praticamente siamo sempre in una galleria d'arte che è mobile quando entriamo in automobile. Questo è il perché organizziamo delle mostre in auto, perché siamo mobili, come la vostra radio poi tra l'altro. Potresti dirci, Domenico, quanto è importante per un artista che insegna arte l'approccio tuo personale con i giovani con cui ti confronti e dialoghi? No, questo non te lo, questo non te lo so dire. Non penso ci siano approcci migliori o peggiori nel modo di insegnare alle generazioni che stanno arrivando e che ci sono. Anche perché sono delle generazioni che affrontano delle problematiche di comunicazione che noi non conoscevamo. Quindi dire che un certo modo di fare didattica è migliore o peggiore di un altro non me la sento. Personalmente, ho fatto la scelta di rendere il modo di fare didattica quanto più orizzontale possibile, nel senso eliminando proprio le gerarchie, perché non penso che la trasmissione del sapere, della cultura e dell'arte possa passare per il timore reverenziale verso questo o quel docente. Penso che la cultura, l'arte debbano essere proprio un linguaggio leggero, cioè da trasmettere proprio con empatia piuttosto che con la pesantezza dell'essere il docente che deve trasmettere allo studente, perché è pesante anche per il docente reggere a questo ruolo che è quasi diventato anacronistico oggi. Cioè, le figure autorevoli e autoritarie oggi sono sempre ridicolizzabili rispetto al secolo scorso e quindi preferisco essere il primo a prendersi in giro nel momento in cui mi relaziono agli studenti, piuttosto che aspettare che mi prendano loro in giro, perché è scientifico che loro mi prendano in giro in un sistema sociale che rifiuta qualsiasi tipologia di forma e di istituzione oggi. La tua attività artistica, Domenico, è frutto di un estro che hai maturato nel tempo oppure fin da ragazzino ti affascinava l'idea dell'artista e ciò che ne deriva? Io sono nato in una famiglia dove mio padre faceva l'artista e mia madre faceva l'artista. Mia mamma preparava i fondi dei quadri e mio padre li terminava. E invece quelli che terminava da sola mia madre firmava lei, mio padre li regalava. Non ho mai capito fino in fondo questo equilibrio, però penso derivi dal fatto che è una famiglia campana e quindi sostanzialmente patriarcale. Ma sono nato all'interno di una famiglia. I miei si sono conosciuti in un'accademia di belle arti, nell'Accademia di Belle Arti di Napoli, che poi ho frequentato. Si sono conosciuti là, erano 2 studenti, quindi a casa avevo i loro quadri. Ho ancora una cicatrice che mi ha fatto mio padre perché stavo entrando nello studio e lui stava dipingendo, c'era una modella a seno scoperto, non voleva che la vedessi e mi ha chiuso la porta di peso. Quindi sono proprio cresciuto respirando l'idea dell'arte come linguaggio, cioè sono proprio cresciuto in mezzo a queste cose qua, quindi non posso neanche dire che è stata una scelta,
È stato un processo naturale, uno nasce in un contesto e naturalmente diventa quello che respira, penso. Quali sono, se puoi dirci, i consigli che daresti, i temi cardini da affrontare per i giovani che vogliono coltivare la passione nel ruolo dell'artista, pensando all'arte con la A maiuscola? E già arte con la E maiuscola apre una serie di riflessioni. No, allora, di essere se stessi e di avere voglia di comunicare nella maniera più etica, onesta ed estetica possibile il loro punto di vista sul mondo e sulle cose. Non penso serva a altro, non penso sia un discorso di qualità, non penso neanche sia un discorso di talento, penso sia esclusivamente un discorso di motivazione personale e di voglia di guardare oggettivamente il mondo, però dal proprio punto di vista, perché non tutti hanno lo stesso punto di vista, quindi penso che debbano semplicemente essere se stessi e non è facile oggi. Essere un po' critici, giusto? Sì, verso se stessi, verso gli altri. Se non c'è critica non c'è dialettica, se non c'è dialettica c'è un unico linguaggio che ci troverà sempre d'accordo e quindi non c'è quel motore che scardina un linguaggio per crearne nuovi e sempre nuovi. Quindi l'esercizio critico è semplicemente un esercizio di dialettica democratica che deve esserci nell'ambito dei linguaggi dell'arte, ma non solo, cioè dovunque, cioè dovunque siate critici. Per concludere, Domenico, vuoi parlarci dei tuoi ultimi progetti, puoi anticiparci qualcosa? Come ti dicevo prima, io non ho realmente progetti, io ho dei processi attivi che poi vanno a finire da qualche parte. Oggi sono arrivati in radio, qua da voi, poi potrebbero finire da qualsiasi altra parte. È uscito un mio libro, questo lo dico, perché altrimenti non lo ordinano e se lo ordinano va direttamente al macero perché non l'ho pagato, perché spesso per pubblicare dei libri viene chiesto sempre all'autore di comprarne un tot di quote e coprire le spese di produzione. Io non l'ho pagato e quindi ho avuto soltanto 2 copie omaggio, quindi se qualcuno lo volesse andare a ordinare in libreria mi farebbe un grossissimo piacere. Il libro si chiama Art Fucking, che l'editore però nel logo ha messo fucking al contrario per non farlo capire chiaramente. E come tutti i miei lavori, nell'ultima pagina, infatti prima lo stavo leggendo ad Antonio, c'è scritto ovviamente che si tratta di opinioni personali e l'editore proprio non ha niente a che vedere con quello che è pubblicato nel libro. Quindi volendo potreste andare ad ordinarlo e poi continuare i nostri processi insieme, perché poi sono dei nodi, i media per gli artisti sono semplicemente dei nodi per attivare dei processi che coinvolgano più persone possibili e quindi compratelo e connettiamoci. Ringraziamo Domenico Di Caterino da Radio Onda e Corte, auguriamo a tutti un felice anno nuovo, arrivederci.